La segretaria generale del Comune di Catania, Rossana Manno, fa un'ultima verifica nei corridoi. È mezzogiorno in punto quando si chiudono i portoni di Palazzo degli Elefanti. Il termine per il deposito delle liste è scaduto. Alla tornata elettorale per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, che si terrà i prossimi 28 e 29 maggio, resta escluso uno degli 8 candidati a sindaco, Salvatore Loritto, che non presenta la documentazione. Restano in lizza gli altri 7 candidati per un totale di 19 liste presentate. Il primo a firmare il protocollo alla segreteria generale sono le 8:15 di stamattina e il Movimento 5 Stelle. Di corsa, col sudore in fronte e scartabellando tra simboli e nomi, arrivano a pochi minuti dallo scoccare del termine le liste PD, DC e Lista per Bianco. Last minute, ma tutti dentro in ogni caso. I giochi sono fatti. A correre per la poltrona di sindaco di Catania, attualmente occupata dal commissario Mattei dopo le dimissioni di Salvo Pogliese, eletto senatore, saranno per il centrodestra Enzo Trantino, sostenuto da 7 liste, per il fronte progressista Maurizio Caserta, supportato da 6 liste, poi c'è Gabriele Savoca di Sud Chiama Nord con 2 liste. Una lista ciascuno per gli altri contendenti, Lanfranco Zappalà, Giuseppe Lipera e Giuseppe Giuffrida, sostenuti da liste civiche, e per i socialdemocratici Vincenzo Drago. Tra le curiosità, l'esclusione di Fabrizio Corona, scelto da Lipera ma poi incandidabile. La documentazione passa adesso al vaglio della Commissione elettorale, che nelle prossime ore emetterà l'ultimo verdetto anche per le 6 circoscrizioni. Mancherà il vaglio della Commissione antimafia, denuncia il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, che a 7 mesi dalla nascita del nuovo governo non è ancora stata nominata. Chi si occuperà di passare al vaglio gli elenchi per verificare la presenza di impresentabili, si chiede Barbagallo, un pessimo segnale. Si voterà a Catania con il sistema maggioritario. Se nessun candidato dovesse ottenere il 40% dei voti, si andrà al ballottaggio l'11 e il 12 giugno.